Ed ancora buona domenica e buon pomeriggio ai nostri amici telespettatori, ancora una volta sotto un vulcano, stavolta sotto il Vesuvio, e proprio per questo motivo la formazione rossazzurra ha deciso di indossare la terza maglia, quella che racconta e che soprattutto raccoglie i colori del vulcano, il nero, il grigio antracite e il rosso, a raccontare che anche questa partita rappresenterà un banco di prova assolutamente importante per la formazione TNEA, con già le fasi preliminari all'inizio del match che si sono già esaurite, lo scambio di gagliardetti, le strette di mano, la decisione sul terreno di gioco e non naturalmente inquadratura per l'arbitro, la signora Silvia Gasperotti della Segnodone di Rovereto, sarà coadiuvata dai signori Giovanni Boato di Padova e Roncari di Vicenza. A proposito del Fischetto Trentino, ha diretto 68 gare ufficiali in quarta serie, Coppa Italia compresa, ha estratto 333 volte i cartellini gialli, 13 rossi, di cui 9 doppi gialli, tutto è pronto per l'inizio di questa partita. Ha esordito ufficialmente sempre la Gasperotti in campo internazionale proprio quest'estate, il 28 giugno è stata chiamata a dirigere la gara di qualificazioni FIFA Women's World Cup del 2023 tra le nazionali dell'Estonia e della Kazakistan. La partita è iniziata proprio in questo istante con il calcio d'inizio battuto dalla Mariglianese e uno schieramento tattico con due squadre, ovviamente non snatura l'impianto di gioco il Catania che gioca con la 4-3-3, i due mediani invece stretti alla ricerca della sovrapposizione sulle corsie esterne, ma attenzione, c'è subito il tentativo di inserimento sul fronte offensivo di destra da parte della Catania. Repisardo è costretto a ripiegare, riparte invece la Mariglianese con calma la posizione centrale con Petruccelli, con il recupero di Massaro, pallone sulla corsia di destra, gioca Giordano sullo stretto, il pressing da parte di Forchignone, lotta tra due avversari, la giocatore della Mariglianese sullo stretto sembra giocarsi davvero in una partita infrasettimanale, però sono presenti oltre 500 tifosi della Catania, assolutamente composti anche quelli della Mariglianese. La rimessa con le mani per il Catania, molto lungo l'appoggio, lo spioventa all'interno dell'area di rigore, può riprovare nuovamente Castellini, Lodi all'indietro, non c'è pressing sul portatore di palla che è Somma, apertura ancora sul fronte di destra dove Russo, posizione più centrale, raccoglie Castellini, inserimento offensivo da parte di Forchignone, il controllo ancora Russo, l'apertura per Rapisarda sul fronte di destra, la sovrapposizione all'interno del rigore, la girata e poi Forchignone con la piattone si vede rispedito nuovamente all'indietro. Grande però il possesso palla da parte del Catania. Siamo trascorsi 2 minuti dall'inizio di questa partita, si riparte ancora con il capitano, appoggio sulla fronte di destra, 3 avversari sul portatore di palla, ma si sgretola così come pastafrolla fino a un certo punto la linea difensiva del Mariglianese, chiamato nuovamente poi a ripiegare sulla posizione più ideale proprio Sarno, chiamato in campo dal primo minuto, ovviamente primo piano per Giovanni Ferraro, all'interno di un'area tecnica assolutamente risicata, gioca sull'appoggio su Massaro, poi al centro nel tentativo di mettere in movimento Mendy Gucia, recuperato però nuovamente il pallone da parte della Catania, rallenta per un attimo, si passa da Lodi, si gioca a palla a terra, il terreno è sintetico, ricordiamolo, il taglio per Forchignone, poi il cross all'interno dell'area di rigore, allontanato, recupera Lorenzini, gli applausi per lui scoccano da questa tribuna dove sono presenti davvero solo tifosi della Catania, dicevamo di fronte a questa tribuna molto composta invece la rappresentanza della Mariglianese.
con le mani. Giordano, altra curiosità della Mariglianese, ha i numeri delle maglie, così come accadeva negli anni 70, negli anni 80, progressivi dall'1 al numero 11. Catania che adesso ci riprova nuovamente con Sarno, il controllo, poi in seconda battuta non riesce nel recupero, arriva Palumbo, adesso Rizzo pronto a rimettere nuovamente il pallone in gioco, preferisce spostare di qualche metro in avanti il baricentro della rimessa delle operazioni in gioco. Ancora una volta Rizzo, si parte da Lorenzini, pressa molto alto il Catania, rinunciano sostanzialmente alla pressing i giocatori della Mariglianese, che non hanno uno score sostanzialmente di quelli eccezionali per quanto riguarda i dati statistici che raccontano di questa formazione e di questa squadra. Ma attenzione, c'è il Catania ancora una volta all'appoggio su Forchignone, si fa trovare sempre libero sulla corsia di sinistra, poi si porta a spasso il pallone, preferisce poi cederlo a Vitale al centro della rigore, il cross, stavolta il rimpallo favorisce Mendicucia che si invola, palla al piede, ma in raddoppio di marcatura. Gli applausi sono per il duo Lorenzini-Somma, e dicevamo che in fase di possesso la formazione di casa costruisce dal basso con l'aiuto di due play. Nella circostanza sono Petruccelli e Palumbo, che spesso giocano in colonna, a volte giocano sfalsati, iniziando quasi sempre la manovra, così come vedete adesso, da un giro palla sulla linea difensiva. Aspettano lo smarcamento dei due play, cosa che però normalmente ci dice Gianluca Russo, che è il nostro tecnico che si occupa delle statistiche, in possesso palla è costretto a buttarla via, perché difficilmente, così come nella circostanza, riescono poi sulle corsie esterne a trovare l'appoggio, e distanze di reparto che andranno comunque controllate. Ovviamente la partita non brilla di luce propria, sono fasi di studio, ne sono trascorsi 6 minuti dall'inizio di questa gara, di risultato ovviamente è di 0-0. Finora il Catania non l'ha sbloccata, ci prova adesso partendo dal basso, parte Francesco Lodi, l'apertura su Sarno, salta tra due avversari, prima di lui comunque arriva l'intervento di testa direttamente fuori. Sarno ha provato lo scatto, su di lui marcatura di Ciaravolo, quasi sempre incollato sul numero 30 della formazione rossazzurra. Dal limite dell'area di rigore ci prova Lodi, stavolta il piatto di sinistro si perde oltre la linea del disegno dei tre legni. Ci ha provato Lodi e non ha chiamato il pallone. A quel punto poteva probabilmente sfruttare meglio questa opportunità, non dico che si trovasse posizione ideale, ma poca convinzione e palla che si è persa fuori. Con calma, ed invece riparte la Mariglianese, stavolta proiezione sul fondo, dalla fondo per Ciaravolo, palla che si perde dopo il fallo, gioco fermo, Rizzo si rialza, fischia poco, anche perché c'è poco da fiscare. Silvia Gasperotti, che comunque si avvicina proprio a Sarno sul punto di battuta del calcio di punizione, dialogo comunque tra il direttore di gara Francesco Lodi, che rimane comunque piantato lì, e adesso Gasperotti che porta la barriera nella distanza di rispetto. Stiamo vedendo proprio il fallo che è stato commesso nella circostanza da Ciaravolo, assolutamente giusta la decisione di decretare il calcio di punizione. Lodi chiama lo schema, giocherà con il destro, stavolta l'apertura è centrale per un rasoterra, prova la botta dalla distanza, ma anche questo è uno schema, stavolta non ha funzionato. La battuta di Rizzo, distanza da 25 metri, pallone che si perde abbondantemente oltre la traversa, e quindi ricomincia nuovamente la Mariglianese.
sempre 4-5 secondi prima di dare l'input al lungo rinvio, e ancora una volta a cercare il riferimento offensivo di Costa da una parte, che è il giocatore che è stato preferito a Didio rispetto alla precedente partita, giocatore con qualche centimetro in più rispetto alla compagno di squadra. E adesso attenzione, perché c'è Forchignone sulla versante di destra, Castellini, Lodi di prima intenzione senza guardare, spiovernare di rigore allontanata, attenzione, può ripartire nuovamente la Mariglianese, con calma però, troppo isolata la posizione di Mendy Cucia, giocatore spagnolo finora a secco di gol, l'unico riferimento offensivo diciamo puro di questa squadra. Senigalliesi, il tecnico della Mariglianese, accovacciato Marco Carli quasi all'altezza dell'area tecnica, ma Catania che non morde. Marco. Sì Angelo, però arrivano tante indicazioni da parte sia del mister Ferraro che di Zeoli alla squadra, soprattutto quando ci sono le palle inattive, anche dalla rimessa da fondo, per mantenere gli equilibri, le distanze fra i reparti, per controllare Lorenzini su Mendicucia, come state vedendo in questo momento, e poi anche il controllo su Maidana. Anche sulle rimesse laterali interviene sempre Ferraro, sta parlando tanto in questi primi 10 minuti di incontro, proprio per fare in modo che il Catania mantenga gli equilibri, e sperando chiaramente che crei qualche occasione il più velocemente possibile. Esatto, perché finora quello che è mancato in questi primi 10 minuti di partita sono state le opportunità per il Catania, con Massaro che nel frattempo si porta a spasso il pallone, si fa vedere da quella posizione Castellini, lo bracca con calma, può ripartire la Mariglianese con Petruccelli, il tocco per Palumbo, uno dei due centrali, nessuno va a pressare, si fa vedere nel frattempo lì davanti Sarao. All'indietro non ho più effetto campo, spero che comunque il segnale arrivi forte e chiaro. E adesso si riparte da dietro con il pallone appoggiato all'Esta, che lo tira direttamente nella tribunetta dove si trovano i centinaia di tifosi della Mariglianese. Per loro sicuramente è un momento importante, è una prima storica, quella che si sta giocando in questa domenica di ottobre, ricca di sole, con una temperatura particolarmente alta. Siamo all'altezza della linea del centrocampo, si parte da Somma, sulla corsia di destra si fa vedere Rapisar dall'appoggio, poi nel tentativo di dare un imprinting diverso alla manovra del Catania. Adesso Somma, Lorenzini, si fa vedere sulla sinistra Forchignone che raccoglie il pallone, siamo lungo la linea dell'out, lo scambio con Castellini, il primo calcio d'angolo, l'intervento da parte di Giordano in copertura, e deve cercare di fare fruttare al meglio possibile le opportunità. La formazione della Catania sinora assolutamente inefficace, il fronte offensivo della Mariglianese assolutamente senza molto da fare. L'estremo difensore della formazione etnea, Peters, dalla bandierina di sinistra gioca Lodi, arrivano ancora persone qui all'interno dell'impianto, battuto il calcio d'angolo, arriva anche Somma, ma la palla si perde abbondantemente alta sulla traversa, e adesso insomma ritorna nuovamente nella sua posizione di centrale difensivo. E al solito giocatori della Mariglianese che conquistano una manciata di secondi prima di fare ripartire nuovamente la manovra. Certo, i ritmi della partita non sono particolarmente veloci, si gioca al piccolo trotto, e forse questo è quello che deve evitare che accade il Catania, cioè portare la partita sui tempi, sui ritmi che vuole la Mariglianese, che ovviamente conta i minuti per cercare di comprendere fin quando il Catania proverà a tenere la porta inviolata il proprio estremo difensore Lesta. Catania che adesso chiamato a contrastare un tentativo di manovra
di costruzione da parte della Mariglianese con Giordano, lancio assolutamente lungo e parlavamo prima, mentre c'è un'uscita da parte di Beters incredibile, che si becca il cartellino giallo dopo un errore, ma l'arbitro è assolutamente convinto della scelta. Adesso giocatori della Mariglianese che vanno a parlare, Francesco Lodi parla di petto, cerchiamo di capire quelle che sono state, diciamo, le dinamiche reali. L'arbitro non ha avuto dubbi, l'uscita di Beters e il controllo, e qui non c'è stato Mani, non c'è stato Mani. Ovviamente su Mendy Cucia l'estremo difensore del Catania rischia, ma quando interviene comunque mantiene la mano legata al corpo. Lo possiamo rivedere questa azione, ovviamente c'è lo spagnolo Mendy Cucia che continua a parlare con il direttore, anzi la direttrice di gara. Uscita di Beters che va comunque annoverata tra quelle, diciamo, un po' sottotono, sopravvalutando le sue doti. Lodi dice che non è assolutamente d'accordo sull'ammonizione, concordiamo avendo rivisto nuovamente le immagini, e Lodi dice mima proprio il contatto del pallone con la pancia. Marco Carli da bordo campo. Sì, perché se Lodi parla con il direttore di gara appunto sull'ammonizione, invece dall'altra parte sulla panchina della Mariglianese c'è Senigalliesi che invece subito dopo il fischio e la decisione dell'ammonizione ha subito detto no, è da espulsione e così sarebbe da regolamento. Queste le parole di Senigalliesi subito dopo il fischio dell'arbitro. C'è il calcio di punizione, però dopo magari rivedremo l'azione con l'argentino Meidana pronto a battere il calcio di punizione. Siamo 9 metri distanti dalla linea che demarca l'area di rigore, sono due uomini in barriera e adesso ancora Lodi parla con il direttore di gara. Si sentono i fischi, ma posizione assolutamente rispettosa delle distanze. La girata molto bella, palla che si perde comunque di poco dal 7 di sinistra della porta difesa da Beters, autore di un'uscita un po' rocambolesca con Mendy Cucia che gli avevo rubato il tempo. Non so se la possiamo rivedere, ma rimane sicuramente un'azione che la nostra Moviola potrà cogliere in qualunque momento, rifarcela nuovamente controllare. La sensazione che abbiamo avuto è che comunque non vi fossero gli estremi dell'uscita, del controllo con le mani, ovviamente sottovalutata il movimento dell'attaccante della formazione di casa, mentre l'arbitro va, Silvia Gasperotti, a parlare con l'intera panchina della Mariglianese. Sorriso per il direttore di gara e mi pare che adesso tutto sia tornato nei ranghi e nella normalità. Che si è detto, Marco, in panchina? Si è detto quello che ti ho riferito prima. Senigalliesi ne ha approfittato per dire ancora all'arbitro guarda che era rosso nell'occasione precedente, insomma, mentre l'arbitro invitava la panchina della Mariglianese a mantenere la calma. Quando si è avvicinato, Senigalliesi si è lamentato ancora per la decisione precedente. Glielo diremo noi tra qualche istante, cercando di cogliere nuovamente l'attimo dell'uscita dell'estremo difensore Beters del Catania, ma intanto rimane questo così nota di colore, mentre un rimbalzo arriva facile dalle parti di Lesta. Eccola qua l'azione incriminata, questa è l'uscita, il controllo di Beters con il destro, poi arriva con grande movimento Mendy Cucia e poi arriva quel pallone che sbatte tra pancia e gomito, tenuto comunque stretto sul corpo. Non mi pare che vi fossero gli estremi del controllo con le mani. Ovviamente poi cercheremo il conforto anche dallo studio, però tutto questo dato un po' di vigore alla partita, soprattutto sulla fronte della Mariglianese, che adesso ha avanzato qualche metro. Evidente
errore da parte di Beters non accorgersi del movimento offensivo di Mendy Gucia, e lì è nato questo mezzo pastrocchio. Gli è costato comunque il cartellino giallo, c'è lo spiovente all'interno dell'area di rigore. Sarno non raggiunge il pallone, voleva il penalty, ma anche in questo caso vede bene il direttore di gara, nessuno interviene. Però in seconda battuta ci prova ancora il Catania, la partita finalmente si è svegliata con Sarno, spiove all'interno dell'area di rigore, la pallone, il gioco è fermo, la posizione irregolare viene segnalata dalla seconda assistente, il signor Roncari di Vicenza, e adesso si fanno sentire anche i tifosi della Catania. Grande calma nella ripresa delle operazioni di gioco. Ovviamente l'Esta va a raccogliere il pallone, solito tocco poi per Petruccelli, stavolta lo gioca corto la Mariglianese. Sul fronte di destra prova Giordano, arriva Lorenzini, buona però stavolta la giocata da parte di Massaro, lo scambio ancora una volta con il giocatore spagnolo, si prova a mettere in movimento Meidana e si fanno sentire i tifosi della Catania. Quando siamo giunti al minuto 20 di questa partita, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Il rischio di prima nell'uscita di Beters su Mendy Gucia, tutto il resto però è stata una partita giocata al piccolo trotto da parte del Catania, che dovrebbe imporre in questi casi il ritmo della partita e dovrebbe stemperare con le azioni quelli che sono invece i tentativi di accenno offensivi da parte della formazione avversaria, diciamolo con il grande rispetto ovviamente per gli avversari, ma di levatura tecnica decisamente diversa. Prova il Catania, pallone che viene tagliato all'interno dell'area di rigore, poi schiacciato, allontanato definitivamente. Non c'è cattiveria nel Catania. Mendy Gucia invece è l'unico portatore di palla sul fronte offensivo, pallone che si perde però fuori. Castellini con le mani per Somma, e magari che con questi cori un po' lì in campo qualcuno dia un'accelerazione in più. Somma a destra per Sarno, lo scambio per Rizzo, salta Lodi, cambia praticamente il gioco delle parti di Castellini. Forchignone si fa vedere in posizione più avanzata, poi ancora ci prova Castellini. Catania che guadagna il calcio d'angolo dalla bandierina come al solito, va a batterlo Francesco Lodi. C'è qui una tripudio di bandiere ovviamente della Catania. Lodi dalla bandierina, stavolta non chiama lo schema, ci sono 5 giocatori di Catania fuori al limite dell'area di rigore, l'arbitro va immediatamente a parlare con tutti quanti, 3 invece gravitano all'interno dell'area di rigore, uno addirittura all'interno dell'area piccola. Signone prova a cercare il movimento, la battuta con la sinistra da parte di Francesco Lodi, spiove il pallone, Mendy Gucia lo mette direttamente lontano, poi l'arbitro fischia un fallo in attacco e le proteste dei giocatori della Mariglianese, che adesso vanno a parlare con Monteleone, con il direttore di gara. Nel frattempo si rialza Mendy Gucia, non ci sono state gravi ripercussioni per lui, ma è stato sicuramente il giocatore maggiormente efficace sul fronte offensivo. Questo è il momento in cui l'arbitro fischia prima che Castellini scoccasse il sinistro, ma la palla si era abbondantemente persa nel prato attorno all'impianto sportivo. Lancio lungo, il solito Petruccelli, pallone che spiova all'interno della metà campo della Catania.
si gioca di testa, non la mette nessuno per terra, ma può ripartire. Attenzione, la Mariglianese, che adesso ha preso sicuramente coraggio rispetto ad una Catania che ci sembra meno brillante rispetto alle altre prestazioni. Parte da Palumbo, si porta il pallone tra i tacchetti, adesso nuovamente all'indietro, stavolta per Tosolini, ancora il numero 4 chiamato alla giocata in profondità, il taglio è estremamente lungo, non lo raggiunge né Meidana, direttamente tra le braccia di Betters e Marco Carli, che ci parla di questa partita, di questi primi 25 minuti al piccolo trotto del Catania. Non so se la percezione è uguale. Sì, la percezione è la stessa per quanto riguarda la squadra, è notevolmente cambiata. Angelo, intanto aspetta, ti do ancora la linea. All'interno del rigore lo spiavente, il girata di testa, incredibile perché non ci arriva Vitale sul pallone, ma ancora Cellodi, prova il piattone, la respinta da parte di Lesta, la palla che si perde fuori oltre la linea del fondo. Si riprenderà pertanto a giocare con una rimessa da parte della Catania, ovviamente inquadratura per Vitale, che si è trovato una palla che poteva probabilmente creare più di un pensiero all'Esta, la parata però dell'estremo difensore della Mariglianese, Marco Carli. Ti dicevo, è cambiato nettamente invece l'atmosfera che arriva da fuori, insomma dagli spalti, da quando sono entrati i tifosi del Catania. Insomma, sembra veramente per i rossazzurri di giocare in casa. A te. E attenzione perché spiove il pallone all'interno dell'area di rigore, allontanato, e ripartendo da somma il Catania però perde il pallone. Grave una circostanza del genere. Meidana con palla al piede, nessuno va in contrasto sul portatore di palla, arriva la Pisarda, commette fallo, il calcio di punizione a favore della Mariglianese. È una partita che dopo l'episodio dell'uscita di Betters si è un po' trasformata, presa così un po' a ritmo blando da parte della Catania, e adesso ci provano i tifosi con tutte queste bandiere che accompagnano le trasferte della formazione rossazzurra a dare vigore a quella che finora è uno 0-0, con un solo intervento da parte di Lesta e un piccolo capriccio da parte di Betters. Qui vedete Meidana, e questo è il fallo di Rapisarda. Sul pallone sempre il numero 10 argentino, palla che spiova all'interno del rigore, gioco fermo però perché c'è stato un fallo, l'arbitro si avvede di tutto, la posizione irregolare, mentre Mendy Gucia continua a parlare con il direttore di gara. Adesso arbitro con pallone che viene restituito nuovamente a Betters. Castellini, e sentite proprio nella nostra postazione i tifosi della Catania che provano a dare maggiore velocità quantomeno anche ai loro cori e ai loro ritmi. Francesco Lodi, si fa vedere Forchignone, raccoglie proprio in questo istante, siamo sull'autocorto dell'area di rigore, pallone che viene crossato al centro, rispedito dalle parti di Castellini. Castellini con le mani, vedremo come riprenderà il Catania da dietro con Forchignone, ancora una volta l'elastico di sinistra con Castellini, capiscono tutto quanto, arriva Lorenzini, prova ad appoggiare con Vitale, il controllo di Vitale con l'esterno, siamo ancora sulla corsia di sinistra con Lodi che prova a dare ordine alla manovra della Catania. Rapisarda si è improvvisato centrale, spostato sulla l'auto di destra, adesso il movimento di Sarno, l'1-2 all'interno dell'area di rigore, pallone che viene poi spedito alle parti di Lodi, ancora una volta no, sbaglia il tempo dell'appoggio ma anche sbaglia la postura del corpo che permette al pallone di oltrepassare abbondantemente la traversa, e queste azioni andrebbero probabilmente molto meglio
sfruttate. L'1-2 con Sarno e poi l'appoggia all'indietro, arriva Lodi, posizione centrale, calcia male. È la seconda volta che accade una situazione praticamente quasi identica. Vitale fa le cose facili, è quello che deve fare. Forchignone sull'auto di sinistra, punta l'avversario, vanno in due su di lui, poi prova il sombrero, un gesto tecnico forse di troppo, perché adesso gli sradicano il pallone dai piedi prima che poi la sfera si perda al di là della linea del fondo. Deve recuperare quindi nuovamente la posizione Forchignone, che adesso si rialza e esce fuori dall'area di rigore. La solita calma di Petruccelli, che aspetta tutto il tempo a disposizione prima di calciare lungo, sempre all'indirizzo della sponda offensiva Mendigucia. E questo è uno schema che è probabilmente l'unico che finora abbiamo visto da parte di senegalesi, della squadra allenata dal tecnico senegallesi, e con lo spostamento in una posizione più avanzata di Meidana, che prova a creare lo spazio poi anche per gli esterni. Il duello corpo a corpo prima che la palla finisca fuori. La rimessa con le mani, Castellini, Lorenzini. Non c'è grande trama di gioco da parte della Catania, che adesso sbaglia ancora una volta con Lodi. Non è evidentemente il suo primo tempo preferito, la sua prima mezz'ora migliore dall'inizio di questo campionato le ha indirizzate quasi tutte male nella terra di nessuno, e arriva il solito Petruccelli, che va adesso, così come vedete, a meditare sulla dove indirizzare il pallone, e come al solito lo fa all'indirizzo, a stavolta di Costa, l'altro spilungone collocato sulla posizione più esterna di sinistra. Il movimento da parte di Mendigucia, che ritorna spesso sulla linea del centrocampo proprio per smarcare sia Meidana sia lo stesso Costa. È l'unica opzione offensiva che finora ci hanno fatto vedere. Diciamo che il Catania ha provato qualcosa di più, ma l'ha fatto in maniera particolarmente distratta. Non lo è invece Ciaravolo, con la palla che all'interno del rigore viene però recuperata da parte di Massaro. La posizione di Petruccelli a destra per Giordano. Chiudono gli spazi anche bene in fase di chiusura. Ricordiamo che questa è una squadra che segna pochissimo, ma che finora in queste prime 5 giornate di campionato ha subito altrettanto poco, soltanto 5 gol e soltanto 4 reti dall'inizio di questo campionato. Lorenzini, prova di testa a cercare Sarao, finora un po' avulso dalla manovra, numero 99 della formazione rossa-azzurra. Palla che si perde fuori, non hanno assolutamente nessuna fretta i giocatori della Marignanese. Portiere che va invece dall'altra parte completamente, cercare un altro pallone, poi viene recuperato. Stavolta cambiano lo schema, minuto 32, c'è poco da raccontare in questa mezz'ora abbondante già trascorsa. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, prova Sarao, Sarno, movimento tra due avversari, la lotta sulla corsia di destra, stavolta circondata da 3 avversari, nessuno però dei compagni di squadra va a cercare di dare un aiuto a Sarao, intanto che il pallone si perde fuori. Rimessa con le mani, già giocato il pallone, sciabolata a sinistra, con la possibilità da parte di Forchignone di trovarsi in una posizione leggermente più arretrata. Recupera proprio la posizione Forchignone, poi Lodi all'interno dell'area di rigore. C'è però troppa confusione anche
nelle geometrie e si riprende con Castellini, rimessa con le mani del numero 27, adesso Lorenzini, Somma, Lodi, Lorenzini, prevedibili in questa fase. Forchignone nella posizione centrale, probabilmente lo smarca maggiormente, poi prova l'appoggio sulla destra da parte di Lodi di prima intenzione su Sarno, lo scambio su quel versante, pallone che spiove all'interno della rigore, Castellini sul primo palo, la parata da parte di Lesta e Castellini si spiega anche con i compagni di squadra che forse volevano un altro tipo di conclusione, cercando di sfruttare meglio il posizionamento dei compagni di squadra all'interno della rigore. Guardate, questo è il momento in cui Castellini raccoglie il pallone, lo schiaccia un po', lo strozza un po'. Lorenzini sull'altro fronte, Lodi, Sarno. Siamo un po' ripetitivi e lì su Sarno c'è forse uno dei migliori, che è Ciaravolo, che finora non gli ha dato grande possibilità di movimento all'interno della rigore, prova il leziosismo un po' il Catania con il colpo di tacco da parte di Sarao, che prova a farsi sfilare il pallone sotto i piedi e prova a girarlo con i tacchetti, ma non si fa assolutamente ingannare Lesta, anche perché poi il controllo non è stato dei migliori. Guardate, ma questo è sempre il momento in cui Castellini ha provato il tiro debole, sempre Castellini. Con le immagini siamo tornati con quelle in diretta. Rizzo a destra, può ripartire nuovamente il Catania, lo fa con Sarno, poi Rizzo, spiovente lungo, facile interpretarne la lettura da parte di Giordano. Catania che guadagna soltanto una semplice rimessa con le mani. Questo è il momento in cui Rapisarda scocca il tiro rasoterra e che magari probabilmente il migliore Sarao avrebbe potuto indirizzare con maggiore forza all'interno dello specchio della porta. Arriva invece debole e facile l'intervento da parte di Lesta. Marco Carli, bordo campo. Sì, allora Angelo, la sensazione è quella che hai tu, che abbiamo anche noi da bordo campo, di un tema tattico che resta sempre uguale, di un Catania che sembra sbattere contro un muro, perché la Mariglianese è molto attenta nel coprire tutti gli spazi, sta molto vicino alla porta, anche nelle rimesse come in questo caso è spesso il Catania che è alto e poi va a recuperare il pallone. Si ha la sensazione che il Catania, come è successo in tante altre partite, aspetti il momento giusto per accelerare, per pigiare il piede sull'acceleratore. Ha parlato tanto Ferraro nella prima parte dell'incontro, adesso un pochettino di meno, ma appunto il tema tattico resta comunque sempre lo stesso. Questo Catania che un po' va a sbattere con questo 4-2-3-1 organizzato a livello difensivo della Mariglianese. Proprio di sì, perché i giocatori fanno molta densità in zona palla, ma così come è successo anche in precedenti partite, ma nel frattempo torniamo nuovamente a parlare della manovra che si sta invece snodando sul fronte offensivo di destra della Catania, ma troppo facile anche in fase di lettura da parte degli avversari. Il tiro che ha provato a scoccare Rizzo qualche minuto addietro, allontanato, dicevamo, era successo col Trapani, successo anche a Licata, un po' meno con la Vibonese. Sono giocatori che si fanno saltare facilmente con dei passaggi filtranti, solo che il Catania non cerca il taglio in profondità, preferisce, diciamo, questo gioco avvolgente con fraseggi che vengono però a volte ripetuti in maniera un po' sbadata. Vitale sulla fronte offensivo di destra, guardate come si era fatta infilare la difesa della Mariglianese. Lodi ancora una volta affari spenti, non guarda lo schieramento dei compagni, regala palla pertanto ai giocatori della Mariglianese, che hanno la possibilità quindi di rifiatare. Si lotta su tutti i palloni, ma si lotta di fioretto, non c'è voglia di sciabolare. Ovviamente non ce l'ha la Mariglianese, ancor meno però sembra
sia il Catania. Forchignone il contrasto con l'avversario. Si ricomincia a giocare quindi con il calcio di punizione per il fallo commesso da Forchignone, e guardate come la Mariglianese, prima di riprendere l'operazione di gioco, impieghi tutto il tempo a disposizione. Solito lancio lungo nel tentativo di andare a pescare la testa di Mendigucia, poi Massaro, lo scambio sullo stretto con Petruccelli, apertura sul fronte offensivo di sinistra, attenzione con Ciaravolo, pallone che prova ad essere spedito al centro dell'area di rigore, deviazione e calcio d'angolo, è il primo che batte la Mariglianese. Dall'inizio di questa partita abbiamo dovuto attendere 39 minuti dall'inizio di questo match. Il ricordo di Ciccio Famoso, così come sentite dai cori che partono proprio sotto la nostra postazione. Siamo sull'angolo di sinistra, quello che praticamente è alle spalle di quella parte del Vesuvio che vediamo spiccare oltre la collinetta. Pallone che spiova all'interno della rigore e arriva di testa Mendigucia. Arriva anche la manona da parte di Beters, ma incredibile come numero 9 si sia trovato davvero tutto lo spazio libero, e lì errore chiarissimo nella lettura della fase difensiva da parte dei giocatori della Catania, con Mendigucia che ha avuto la possibilità di battere di testa in assoluta solitudine. Beters comunque ben piazzato, allontanato con la guantone. Adesso la Mariglianese, calcio d'angolo battuto, stavolta spiove pallone dalle parti di Tosolini. La sfera comunque si perde totalmente dall'altro lato, ma sui numeri possiamo dire che la Mariglianese ha avuto 2 occasioni da rete, se vogliamo considerare quell'uscita di Beters proprio su Mendigucia, giocatore finora con le polveri bagnate, ma non vorremmo che sia proprio il Catania a riscaldarle con questa giornata di sole che finora però ha visto del tutto inoperoso l'Esta, se non in azioni di facile lettura, facile contrasto, facile disimpegno. Piccolo trotto, direzione tranquilla da parte di Silvia Gasperotti di Rovereto, che se l'è cavata bene sull'uscita da giallo sull'estremo difensore del Catania Beters. Sarno nel frattempo non cerca la profondità, prova invece il pallone girato al gol, incredibile da parte di Forchignone che mette il pallone vitale. Gli è parso vitale l'autore del gol della Catania, che va proprio sotto la nostra postazione e va a salutare ovviamente i tifosi della Catania. Il gol di Vitale, la buonissima giocata del ragazzino marca rossa-azzurra, che adesso rivediamo nuovamente nello sviluppo dell'azione da parte di Sarno. E guardate la giocata di Vitale che arriva praticamente con pallone di prima intenzione, la mette con una splendida girata a rete, subito mima il telefono. Chissà chi dovrebbe fare questa telefonata dopo il suo primo gol, il secondo gol in maglia rossa-azzurra. Numero 24 che adesso, sulla bellissima giocata da parte di Sarno, sblocca la partita. Gran gol, e soprattutto gol che fa bene in questa fase del match alla tifoseria del Catania, anche a noi, anche a voi amici telespettatori che ci state seguendo, ma soprattutto rimane anche un bel gesto tecnico ottimo. La giocata di Sarno, che ha preferito di caricare il sinistro, ha preferito invece la giocata per Vitale, che si è trovato lo spazio all'interno del rigore, e poi una sorta di volée. È arrivato, ottima scelta di tempo, ottimo coordinamento
del numero 24 della formazione rossazzurra, e con il gol che a 4 minuti prima del 45esimo ha sbloccato la partita. Classe 2004, 18 anni, realizzare il secondo gol in maglia rossazzurra, sicuramente un sogno che tanti ragazzini vorrebbero avere. Marco Carli. Intanto ti racconto dell'esultanza di Vitale che già l'hai raccontata tu, perché è arrivata proprio sotto la tua postazione davanti ai ragazzi della curva del Catania che esultavano insieme a lui. Ha esultato anche la panchina, ovviamente, perché la sensazione era quella che ti dicevamo in Attenzione, c'è precedenza. Castellini all'interno della rigore e la pallone che spiove ma non riesce ad intercettarlo Sarao. Carli. Quella, ti dicevo, di una calma in attesa che si verifichi qualcosa, e quel qualcosa è successo, come è andata in altre partite con Sarno che ha trovato l'invenzione e poi Vitale al gol, per cui anche la panchina che ti dicevo prima, vivere con calma il periodo in cui il Catania non sembrava sfondare, ha esultato. L'impressione che noi abbiamo era quasi confidando, quasi sapendo che prima o poi sarebbe arrivato l'affondo decisivo. Cartellino giallo nel frattempo per Rapisarda e voglia da parte dei tifosi della Catania di rivedere nuovamente il gol che ha sbloccato la partita al minuto 41esimo di questo primo tempo, che finora era stato giocato al piccolo trotto da parte della Catania. Adesso cercheremo di capire pure quanti sono i minuti di recupero. La lavagnetta è incredibile, un minuto di recupero che adesso viene concesso dal direttore di gara. Sì, francamente non si è perso molto tempo, tranne il tempo delle proteste per quella uscita di Betters. Vediamo come reagirà a questo punto la Mariglianese, che ha provato adesso a cercare un tiro in profondità con Massaro. Pallone rispedito nuovamente al mittente da parte di Lorenzini, con le mani Giordano, ancora Massaro, ancora Giordano all'interno della rigore, e il gol della Mariglianese. Incredibile il gol di Mendy Gucia, che su questo sviluppo morbido, assolutamente leggibile, si è fatto praticamente un pezzo di sonno la linea difensiva del Catania. Mi è parso somma in quella circostanza, che si è perso praticamente l'uomo, non sarebbe la prima volta che accade, e fatto sta che Mendy Gucia finalmente realizza il suo primo gol stagionale. Guardate questo spiovente, e poi arriva Mendy Gucia, e da quelle parti c'era anche Rapisarda, che ha sicuramente avuto una responsabilità non indifferente. Finisce il primo tempo su il risultato di 1-1, partita che il Catania ha sbloccato al 41esimo, e con il pareggio. Nel frattempo direttore di gara che parla con ancora c'è tempo per ovviamente gli applausi a Mendy Gucia, e c'è Marco Carli. Con Vincenzo Sarno di nuovo in campo da titolare con il cross per il gol, peccato poi per quello subito. Sì, sapevamo che era una partita difficile, ma dovevamo cercare di partire più forti di prima e di portare a casa il risultato. La sensazione fino al tuo spunto che stavate un po' sbattendo contro il muro, il rischio è di dover rifarlo ancora nel secondo tempo. Sì, come ho detto prima, sapevamo che era una partita difficile e adesso partiremo ancora più forti per portare a casa il punteggio pieno. Grazie. Ed è stata una partita che il Catania aveva sbloccato al minuto 41esimo con tra l'altro un bel gol da parte di Vitale. Ovviamente primi 45 minuti che prima di questo istante erano stati un po' sonnolenti per un Catania che non aveva dato la verve della capolista in questa gara, in questo match. Aveva atteso probabilmente anche troppo l'errore dell'avversario, qualche errore di troppo da parte di Francesco Lodi anche nella fase di conclusione, molta lentezza anche nella lettura della proposizione offensiva, ripetitività
nella manovra, ma ciò non toglie che il Catania al minuto 41esimo, dopo che la Mariglianese aveva protestato vivamente per un'uscita di Beters che si era fatto ingannare dal movimento di Mendy Guccia, che ricordiamoci è l'unico attaccante di questa squadra. Ma adesso ve li facciamo vedere dal primo minuto, vedremo il montato che non racconterà di tantissime azioni particolarmente importanti, però ovviamente rivederemo le fasi salienti di questa partita. Silvia Gasperotti con la terna arbitrale, il tecnico della Catania, della formazione rossazzurra, il calcio d'inizio di questa partita è subito il Catania con Lodi che sbaglia il metro e la misura anche in questa circostanza, il pallone è troppo alto sulla traversa. Tutto questo ha dato un po' di coraggio alla Mariglianese con l'uscita da parte di Beters, vedete il controllo di piede, dopodiché poi il secondo intervento l'arbitro lo legge come un fallo di mani, ma Beters dice che si tratta invece soltanto di petto. La decisione del direttore di gara comunque di vedere il fallo, mentre ancora una volta Lodi l'appoggio per Sarno. Questa è stata probabilmente l'unica opzione più significativa da parte del Catania. Poi rivediamo nella dinamica l'uscita di Lesta e poi arriva il momento della possibilità della formazione rossazzurra di tornare nuovamente al tiro con Lodi che sbaglia ancora una volta la postura del corpo, con le proteste da parte della Mariglianese, con il colpo di testa da parte di Mendy Gucci. È la seconda volta che il Catania si aveva fatto trovare impreparato, mentre la telefonata da parte di Vitale che decreta il suo secondo gol in maglia rossazzurra, tra l'altro un gran bel gol, il lavoro di Sarno e ovviamente i festeggiamenti per il secondo gol del ragazzino in forze alla formazione etnea. Ma questo sorriso dura magari ci spiegherà dopo il contenuto di questa telefonata, mentre guardate il tocco sotto da parte di Sarno e adesso la nostra regia, che ovviamente ringraziamo sempre per il grandissimo lavoro che fa. E questa è l'uscita invece facile da parte di Mendy Guccia, che stavolta si va a trovare sull'altro fronte, quello sguarnito da parte del Catania. Un'azione di una lettura davvero elementare e lì sbagliano praticamente tutto quanto e Beters non ci può fare assolutamente nulla. Finisce con il risultato di 1-1 questo primo tempo particolarmente complicato per l'approccio del Catania alla partita. Io direi che ci riposiamo un po' e diamo la linea nuovamente allo studio. E attenzione, perché la Mariglianese prima di questa partita era l'ultima squadra di tutti i gironi come numeri di tiri in porta, si trovava alla posizione 167esima posizione, il Catania invece era la 33esima e anche come cross. E guardate un po' come invece a volte i numeri e le statistiche, nel frattempo la partita è ricominciata, ma l'arbitro dice che va nuovamente rimessa la palla all'altezza del cerchio di centrocampo. C'era un'invasione da parte del giocatore della Mariglianese all'interno della metà campo della Catania. L'arbitro controlla il cronometro, fischia l'inizio dei secondi 45 minuti. Ripartiamo pertanto con il risultato col quale ci eravamo lasciati alla fine del primo tempo, quando la Mariglianese era riuscita a recuperare lo svantaggio del Catania, che aveva invece realizzato il gol dell'1-0 sul sviluppo di un'azione ben congegnata col tocco da parte di Sarno, la girata al volo di Vitale. Torneremo anche sull'episodio del tocco di mani da parte di Beters, assolutamente inesistente, e forse a quel punto l'arbitro lo ha valutato esistente ma non da ultimo uomo, e proprio per questo è estratto il cartellino giallo. Non avrà valutato l'azione come chiara azione da rete e obiettivamente, riguardando le immagini, dietro l'estremo difensore del Catania correvano già ben due difensori. Errore comunque, perché tocco di mani non c'è stato. Adesso invece torniamo nuovamente con la cronaca in diretta di questa partita, con il Catania in possesso di palla. Ci ha provato Rizzo a mettere in movimento tutto il fronte offensivo. Si riparte invece dal cerchio di centrocampo con Lodi, l'autore del gol Vitale, scambio sul corto con Forchignone. Poi ancora una volta Catania che prova a mettere palla al centro dell'area di rigore. Attenzione il controllo stavolta
palla che gli rimbalza proprio sotto, numero 24 della formazione rossa-azzurra, e non riesce a scoccare il tiro, preso praticamente in controtempo. Si riparte dalla panchina perché il pallone nel frattempo è stato spedito sull'altro fronte del campo. Si apre a sinistra con Lorenzini e poi Lodi prova a dare ordine alla manovra della Catania. Probabilmente ci saranno dei cambi già in mente nel team tecnico del Catania. Non so se Marco Cardi già ci può dare qualche indicazione. Sì, qualche indicazione te la do, perché durante l'intervallo si sono riscaldati più di tutti gli altri, hanno intensificato insomma le operazioni, sia De Luca che Simone Buffa. Secondo me sono loro i prossimi ingressi in campo della squadra rossa-azzurra. Calcio di punizione nel frattempo, fallo visto dal direttore di gara. L'autore è Rizzo, battuto il calcio di punizione. Riparte invece la Mariglianese, prova ad alleggerire la pressione offensiva della Catania. Ancora una volta la palla viene messa fuori, Catania guadagna metri, lo fa con Rapisarda, autore di quello svarione che ha permesso poi a Mendy Guccia di andare in elevazione facile e mettere il pallone alle spalle di Beters. Si apre a sinistra, adesso si passa da Lodi, di prima intenzione. Catania con Castellini, movimento del numero 27 della formazione rosazzurra che recupera la posizione, poi il campo finisce e Castellini è chiamato ad abbandonare la posizione, e anche il pallone rimessa con le mani da parte della Mariglianese con Ciaravolo. Sbaglia invece però la Mariglianese, altrettanto fa il Catania, prova a mettere ordine dalle parti di Sarno, ma sfuggono. E attenzione, perché Midana può dare il là ad un'azione di ripartenza da parte della Mariglianese. Pallone che esplora all'interno del rigore, lo rincorre Mendy Guccia, il campo però finisce e Beters adesso chiamato ad accelerare le operazioni di gioco. Si passa da Lodi come sempre, si apre a sinistra dalle parti di Vitale, poi si ritorna indietro con Somma, Rizzo, Sarno. La velocità di Sarno, salta il primo avversario, raddoppio di marcatura su di lui, siamo sul lato corto dell'area di rigore. Sarno vince un rimpallo, la possibilità del tiro, la girata e poi la deviazione proprio sotto porta, all'interno dell'area di porta. C'è qualche scintilla, attenzione perché Sarao ha spinto malamente l'avversario. Guardate, Sarno tra due avversari, salta il terzo, poi non c'è fallo sull'intervento comunque pulito di Monteleone, che di via di petto sarebbe stato davvero un gran gol, se lo merita sicuramente il numero 30 della formazione etnea, che oggi ricordiamo gioca con questa ultima maglia che è veramente bella, con Sarno. Ancora la parata, incredibile il giro, il gioco però è fermo, la posizione è irregolare e quindi l'arbitro aveva precedentemente fischiato. Riguardiamo nuovamente lo sviluppo di questa azione con il colpo di testa da parte di Somma, la respinta, e qui l'arbitro ha già fermato il gioco perché Vitale aveva addirittura preso gusto sulle seconde palle ad andare stavolta in gol. Fallo in attacco, aveva detto già il direttore di gara, e adesso la manovra si velocizza anche dalle parti della Mariglianese. Intervento di Rizzo che non declina a nessuno la possibilità di gestire questo pallone, lo apre sul fronte offensivo di sinistra con Lodi che stavolta piazza il tiro. Facile l'intervento da parte di Lesta, dovrebbe probabilmente provare qualcosa del suo migliore repertorio oggi
non lo sta sciorinando il capitano della Catania. Tifosi rossazzurri, oltre 500 bandiere, cori per questo risultato che però finora non premia particolarmente il Catania. Prova la Mariglianese, lo fa con Acosta, poi c'è un fallo proprio davanti alla panchina della Mariglianese e così come vedete la nostra regia e il nostro staff tecnico che in questo momento di stop della partita non posso che ringraziare per la cura e l'attenzione e la professionalità. Si rialza però nuovamente Mendy Gucia, che è stato il giocatore che doveva fare un po' la differenza in questa squadra, nella Mariglianese. Finora però nelle precedenti 5 partite era andato a secco di gol e adesso invece si è preso la possibilità di andare in marcatura. Marco Carli, prima sostituzione. Sì, la prima sostituzione è De Luca, come ti avevo anticipato, il primo a entrare in campo del Catania al posto di Lodi, che questa volta sorride sulla sostituzione. Non ci sono state lamentele da parte del capitano del Catania, che ha lasciato il campo per l'ingresso di De Luca. Adesso bisogna vedere come il Catania si sistema in campo. Immagino 4-2-3-1 con De Luca alle spalle di Sarau. Sa benissimo il capitano della Catania, Francesco Lodi, di non essere stato oggi in una giornata particolarmente felice, quindi inutile a questo punto andare a cercare la reazione plateale. Giusta comunque anche la sostituzione, ma adesso ce n'è anche una tra le fila della Mariglianese. Marco. Sì, entra il numero 18, Vincenzo Didato, non so se al posto di Mendy Gucia. Sì, al posto di Mendy Gucia. Che si è infortunato. Esatto, che si è infortunato. Sì. Fra parentesi, Mendy Gucia, ti dico che l'abbiamo detto anche nel corso della trasmissione del venerdì su Sport Sicilia, è un giocatore che ha fatto molto discutere nel senso positivo quando è arrivato alla Mariglianese, perché giocatore spagnolo non molto conosciuto onestamente, ma che ha giocato molte partite nella Serie C spagnola e una gara nella Liga spagnola, 29 minuti, sì, con lo Sporting di Gijón. Bene, è entrato Didato che come mestiere non è un attaccante di riferimento, è una seconda punta, giocatore che ha altre attitudini. Su di lui vanno a gravitare i palloni non più alti, ma quelli sicuramente più bassi. Un giocatore che prova a trovare lo spazio tra le maglie avversarie. Mendy Gucia invece era una specie di calamita per i palloni alti. Dovrà cambiare ovviamente sistema di gioco anche la Mariglianese. Catania che però, quando siamo trascorsi 9 minuti e mezzo dall'inizio di questa ripresa, non ha finora impensierito in nessun modo l'Esta. Catania che parte invece da Vitale, che adesso ha trovato una posizione più centrale con Somma, Sarno all'interno del rigore e prova poi calcio di rigore per il Catania, perché l'arbitro non ha avuto esitazioni sull'intervento in mezzo. Lo riguardiamo e vediamo come Rapisard è stato praticamente steso all'interno dell'area di rigore e adesso va a spiegarsi direttamente con il tecnico del Catania. Si defila numero 5 della formazione rossazzurra. Lui era stato forse l'autore di quella disattenzione e adesso fallo, ci sta tutto. L'arbitro non ha avuto esitazioni. Dal dischetto va a battere il calcio di rigore Sarno dagli 11 metri. Attenzione perché la partita può cambiare. Calcio di rigore per il Catania con Sarno finora sicuramente, anzi no, sì, è De Luca che si prende il pallone. De Luca che va dagli 11 metri. Avevamo visto un po' di movimento, ma poi De Luca dagli 11 metri contro l'Esta.
Tutto è pronto per la battuta del calcio di rigore a favore della Catania contro la Mariglianese, l'atterramento di Rapisarda, De Luca, il tiro e il gol, incredibile gol della Catania, ma è incredibile che lo abbia realizzato ancora una volta il giocatore che è subentrato, ma stavolta dagli sviluppi del calcio di rigore nelle gerarchie dei rigoristi. È andato De Luca dal dischetto a battere il calcio di rigore. Riguardiamo la rincorsa da parte di De Luca che mira praticamente nella parte in cui Lesta non si aspetta probabilmente il tiro. Lesta da una parte, De Luca dall'altra, con il pallone che va in fondo alla rete. De Luca che fa così un volo che attraversa quasi tutta la metà campo, e adesso De Luca va a ringraziare anche Sarno per avergli dato la possibilità di battere il calcio di rigore. Passa anche dalle parti di Sarao, ma lui si prende gli allori del gol e adesso chiarisce ai compagni di squadra qual è il sistema di gioco che ha voluto il tecnico della Catania dall'avvicendamento in campo. Ma ricordiamoci che il Catania al 10° minuto del corso di questa ripresa usufruisce di questo calcio di rigore, ha usufruito, l'ha battuto De Luca, se l'è andato a guadagnare in piena area di rigore Rapisarda, atterrato, proteste comunque sterili, sapevano che gli estremi del fallo c'erano tutti, dagli 11 metri De Luca è entrato 2 minuti prima. E qua Marco Carli, ancora una volta una specie di profezia incredibile da parte di Ferraro, no? Esatto, io già immagino la tua domanda a Ferraro alla fine della partita sulle sue capacità di azzeccare i cambi. Fra parentesi ti dico che De Luca aveva proprio cominciato forte il riscaldamento proprio subito dopo la fine del primo tempo, assistito da Michele Zeoli, che poi alla fine proprio dell'intervallo gli ha spiegato tutti i movimenti tattici che doveva portare in campo, e poi è stato insomma premiato da questo rigore. Gli ha spiegato anche il cambio di modulo e la posizione dove si sarebbe dovuto mettere alle spalle appunto di Sarao. Beh, diciamo che tra l'altro De Luca non è il primo rigorista del Catania, fa parte ovviamente della gerarchia dei rigoristi della formazione rossazzurra, pur non essendoci diciamo una gerarchia assolutamente predefinita. Chi si sente di tirare il calcio di rigore lo tira, evidentemente entrato a bocce fredde, ma evidentemente con le polveri calde. De Luca dagli 11 metri, la realizzazione del gol del 2-1 della Catania sulla Mariglianese. E adesso possiamo probabilmente guardare una partita radicalmente diversa, anche perché la Mariglianese, con l'avvicendamento lì nel fronte offensivo, con l'inserimento di Vincenzo Di Dato, che è una seconda punta, è andata a giocare adesso con un fronte dove Meidana gioca sulla stessa linea di Dato e ovviamente con Costa che si mette nelle condizioni di poter esercitare probabilmente una maggiore pressione sulla corsia offensiva di sinistra. Da quelle parti però c'è Rapisarda che finora non aveva mai compiuto un calo di tensione. Mariglianese, Petruccelli, lo scambio poi per linee orizzontali con Monteleone lì in mezzo. Adesso la possibilità per la Mariglianese di varcare la metà campo con Di Dato, calamita ai palloni. Adesso si è schierato in una posizione diciamo di trequartista, posizione centrale, non si intende però nella circostanza con Costa che era andato a convergere al centro. Buona la giocata di Dato sotto il profilo diciamo tecnico, era quella giusta da fare, non lo ha seguito però il compagno di squadra che si era piuttosto defilato piuttosto che andare a cercare il corridoio centrale. Attenzione, perché ancora una volta Beters la gioca coi piedi sul disturbo dell'avversario. Somma però va a caccia del pallone all'indietro, la gioca la Mariglianese con Somma che commette fallo e c'è cartellino giallo per il numero 4 della Catania, assolutamente corretta
la decisione del direttore di gara. Fallo di somma c'è, cartellino giallo altrettanto. Si rialza nel frattempo giocatore l'argentino Meidana. Non ci sono gravi ripercussioni per lui, insomma si è già defilato, è tornato nuovamente all'interno del rigore, darà la caccia di Costa, ne verrà fuori questo calcio di punizione, ma prima Carlo Marco. Sì, perché entra Bani al posto di Sarno, al posto dell'autore dell'assist del primo gol di Vitale, che applaude i tifosi del Catania e a sua volta riceve l'applauso dei supporter rossazzurri. Buona la sua prova, soprattutto il suo spunto che ha portato al gol di Vitale al suo ritorno, fra parentesi, dal primo minuto con la maglia del Catania. Assolutamente sì, adesso dobbiamo cercare di capire come cambia tatticamente la partita del Catania, perché entra Bani, che è comunque un centrocampista, non ha sicuramente la velocità di Sarno, mentre attenzione all'interno del rigore della Catania si pasticcia un po' con il fallo che invece viene fischiato tra le proteste di Tosolini, che dice di non avere commesso assolutamente niente. Direttore di gara che va ad inseguire il difensore della Mariglianese, che non le dà retta e dice basta, una e basta. L'internazionale femminile Silvia Gasperotti non dà altre chance al difensore centrale della Mariglianese, reo di avere protestato vivacemente, di avere sbattuto il pallone per terra. Il Catania che adesso rimodula, la posizione rimane inalterata, ovviamente quella di Sarao là davanti, sulla destra posizione di Forchignone, e adesso cerchiamo di capire De Luca sulla sinistra, come si articola invece il centrocampo del Catania, perché Vitale è andato a prendersi un po' la posizione di Francesco Lodi, seppur in comproprietà, insieme a Rizzo, e questo è l'impianto di gioco del Catania di questi secondi 45 minuti. Riparte però la Mariglianese, svetta di testa Lorenzini, rimane sicuramente il giocatore più attento della tutta quanta la linea difensiva. I due centrali della linea di metà campo sono Rizzo e Vitale. Ancora Rizzo, e guardate, anzi sentite in sottofondo gli ultra come caricano le batterie in attesa di questo finale di partita. Forchignone non è stata probabilmente la sua migliore partita, adesso è andato a trovare fortuna sul versante offensivo di destra, ma attenzione, limite alla rigore per Sarao, che prova a caricare stavolta il sinistro, due rimbalzi, ma pallone che viene però coperto. Occhio perché lo perde il Catania con Rizzo, potrebbe partire una posizione irregolare, assolutamente sì, da parte di Dato, giocatore che era titolare nella precedente partita giocata dalla Mariglianese, che subisce 2 gol, 4 ne aveva subiti nelle precedenti 5 partite, aveva segnato però col contagocce un solo gol, è quello che state rivedendo, proprio la posizione irregolare di Didato. Questo è il momento in cui arriva il passaggio di Massaro, assolutamente giusta la segnalazione del secondo assistente del direttore di gara, il signor Roncari di Vicenza. Vitale all'indietro, Rapisarda, adesso mi sembra che è più veloce la manovra del Catania. Lorenzini cerca lo spazio sulla versante di sinistra, questo dice che non è calcio di rigore. Direttore di gara, si dispera Bani, perché potrebbe essere probabilmente più calcio di rigore del precedente, ma per l'arbitro il contatto tra Giordano e Bani non era meritevole del penalty.
come diceva qualcuno di più importante, il rigore è quando l'arbitro fischia. Stavolta l'arbitro non ha visto nulla, Bani si è lamentato, ma il direttore di gara che ha detto immediatamente di placare qualunque forma di protesta e ha detto di andare avanti. Mariglianese che adesso cambia partita, prova a cambiare pelle con Ciaravolo all'indietro per Palumbo, si riparte da Tosolini, guarda lo schieramento dei compagni, Tosolini in pressione su di lui, preferisce poi scaricare Petruccelli. Palla al piede, la Mariglianese prova lo scatto Costa, c'è poco però, troppa densità lì in mezzo al campo. Vitale, lungo lancio, viene subito bloccato. Rizzo, c'è una muraglia da superare e adesso la Mariglianese prova a fare densità lì in mezzo. Rapisarda, lungo il lancio per Forchignone, ma anticipo su di lui, buona la lettura da parte di Tosolini. Sempre però si lotta sulla corsia offensiva di destra, si rialza il numero 11 della Catania, dopodiché Guardaline che fischia, no, quantomeno arbitro che fischia, Guardaline che vede il pallone fuori, si rialza Forchignone, non protesta, numero 11 della Catania. Rapisarda sullo stretto, sul nuovo entrato di Dato, proteste, attenzione perché l'arbitro allontana tutti quanti. Petruccelli e Marco Carli che ci racconta questa diciamo fase convulsa un po' della partita. Allora, qualche spunto intanto ti dico che hanno protestato un po' la panchina del Catania, neanche tanto vivacemente nell'occasione del presunto fallo su Bani. Poi ti confermo che Rizzo, che gioca davanti alla difesa con Bani alla sua sinistra, Vitale a destra nel centrocampo dei rossazzurri, con De Luca spostato di più sull'esterno sinistro del fronte d'attacco. Prima colorita espressione di Ferraro nei confronti di Vitale, per usare un eufemismo, gli ha detto: mi stai facendo arrabbiare, gioca semplice. Non gli avrà detto arrabbiare, ma sicuramente lo ha edulcorato. E Vitale che adesso viene inseguito dalle nostre telecamere. 24 minuti, però quello che importa in questo momento è che la Catania abbia conseguito il gol del 2-1, gli sviluppi del calcio di rigore, ricordiamolo, atterramento di Rapisarda all'interno del rigore e poi trasformazione dell'appena entrato De Luca. Sempre Rapisarda. Adesso torniamo con le proiezioni del centrocampo della Catania, con Rizzo con l'apertura sul versante di sinistra. Si è centrato nel frattempo Forchignone, che adesso all'interno del rigore raggiunge il pallone, deve saltare due avversari, vanno in tre su di lui, sulla doppia di marcatura, perde la palla e poi ci prova con una botta dal limite da prima Rizzo, poi prova anche Rapisarda. La palla si perde però abbondantemente alta sui legni della porta di Lesta. Un buon intervento nell'arco di questa partita da parte dell'estremo difensore della Mariglianese. E adesso però, eccolo qui, questo è il momento in cui Rizzo prova a fare scoccare il destro, ma coordinamento non eccezionale. Ciaravolo adesso sbaglia però la misura dell'appoggio, capisce tutto Rizzo, si fa vedere posizione più centrale Bani, all'indietro per Lorenzini. Castellini, ancora Somma, possesso palla prolungato da parte del Catania. E adesso Vitale, stanco, diciottenne della formazione rossazzurra, autore del gol del primo vantaggio della Catania. E adesso l'uscita, anzi un'entrata con poco coordinamento. L'arbitro ferma il gioco
comanderà sicuramente il calcio di punizione a favore della Mariglianese, ma c'è mezzo infortunio, si rialza comunque Bani, non ci sono conseguenze per lui, era entrato con una scelta di tempo quantomeno dubbia e potevano esserci anche altre sanzioni. Manca praticamente totalmente il pallone. Ultimo tocco, però l'arbitro ha fermato il gioco sull'ultimo tocco da parte dei giocatori della Mariglianese, e poi il Catania con fair play riconsegna la sfera nuovamente la formazione di casa, i biancazzurri leoni di Marigliano. Centrale parte la Mariglianese così con Palumbo, poi Didato che si è creato uno spazio in una posizione di trequartista, posizione più centrale, quasi un suggeritore dei compagni di squadra. Costa sulla sinistra, ancora una volta Didato, che di mestiere è una seconda punta, ma lui è evidentemente tecnico della Mariglianese, dei biancoazzurri, ha preferito collocarlo quasi come suggeritore del fronte offensivo. Beters con i piedi, col sinistro, lo lancia lungo e profondo da una parte all'altra del rettangolo di gioco, lo raccoglie prima Lesta, poi Monteleone, dopo di lui Petruccelli, e riparte così la Mariglianese con Giordano, e poi tentativo di mettere il pallone centrale in profondità, rimpallo sbagliato e viene favorita la formazione di casa. Certo non ci sono spunti di gioco particolarmente spumeggiante. Ciaravolo all'indietro per Monteleone, centrale per Palumbo, a destra, e subito c'è la pressione da parte di Lorenzini. L'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore della Mariglianese. Bisognava dare probabilmente uno stop a questo fraseggio prolungato. Meidana è stato colui che ha subito il fallo da parte di Lorenzini. A sinistra con Ciaravolo, poi lo scambio sullo stretto ancora per Didato, all'indietro per Petruccelli, si riparte nuovamente da Tosolini e adesso l'apertura sul versante di destra. Catania che non riesce però a bloccare questo fraseggio prolungato da parte della Mariglianese. Didato si è spostato in posizione di ala sinistra, Didato l'1-2, lo scambio e poi il tentativo di mettere il pallone all'interno dell'area di rigore, una serie di contrasti, poi c'è la rimessa dal fondo da parte della Mariglianese. Siamo coperti dallo sventolio di bandiere del Catania, per questo ci comunque fa sentire davvero a casa. Ricordiamo che c'è gemellaggio tra i tifosi della Catania e quelli del Napoli. Qualcuno qui oggi, nonostante si giochi una partita importante, il 18 a Napoli, ha preferito comunque venire a vedere questa partita per dare un sostegno ai tifosi della Catania, aspettando ovviamente tempi migliori per qualche partita ancora da giocare allo stadio Maradona. Attenzione, Forchignone con un lunghissimo blocco sulla numero 11, ammonizione più che giusta assolutamente di Ciaravolo, che aveva praticamente trattenuto Forchignone per almeno 3 metri ripetutamente. Guardate dalle azioni, guardate, primo fallo, secondo fallo, lo tira ancora, lo blocca, lo riprende, lo gira, poi c'è la reazione da parte di Forchignone, la sceneggiata per Ciaravolo, ma cartellino giallo c'è tutto. Non so cosa abbia avuto Ciaravolo come esito, ma se rivediamo quell'azione probabilmente non c'è stato nessun tipo di contatto. Vediamo. Intanto si rialza, l'arbitro ha gestato il cartellino giallo dopo ripetuto placcaggio. C'è qualche scintilla centro dell'area di rigore, poi invece c'è Vitale tranquillo che parla. Eccolo qua, stiamo nuovamente rivedendo
Beh, poca roba, ma cartellino giallo. E calcio di punizione a favore del Catania. Marco Carli da bordo campo, ma che succede tutto Sì, questo tempo? succede che la Mariglianese, che si era lamentata, ti ricorderai dell'occasione in cui Beters è uscito, in questo caso le lamentele sono arrivate per il gesto di reazione di Forchignone dopo che ha subito il fallo. Forchignone che, fra parentesi, è stato allontanato subito dai suoi compagni dalla zona dell'azione. Hai visto le lamentele, tu ovviamente vedi anche le immagini per cui puoi capire meglio sotto questo punto di vista, ma le lamentele della panchina della Mariglianese in questa fase sono dovute a questo. Fallo di reazione che c'è stato, non mi è parso di avere visto un contatto, o quantomeno un contatto di quel tipo di entità. Reazione che è intervenuta però dopo il ripetuto placcaggio, mentre attenzione, c'è il calcio di punizione, siamo sul vertice dell'area di rigore nel corridoio di destra rispetto al fronte offensivo della formazione rossazzurra. Sul pallone c'è Rizzo e c'è anche Sarao. Vedremo chi dei due andrà a battere il calcio di punizione. Appoggio di Rizzo per Sarao, ma capiscono tutto, a distanza particolarmente ravvicinata da parte di Didato, che aveva nel frattempo guadagnato qualche metro. E gioco che riprenderà con una rimessa con le mani. C'era Pisarda sulla pallone, lo scambio con Forchignone, poi ancora una volta numero 11 che scivola. Riparte la Mariglianese sul fronte di destra, prova Massaro, capisce tutto quanto Castellini, pallone che si perde fuori, e ci sono altre sostituzioni, mi pare di capire, tra le fila della Mariglianese, mentre tutto tace al momento da quelle del Catania. Marco. Invece entra Boccia nelle file del Catania al posto di Forchignone, per cui il cambio è stato questo per la squadra rossazzurra, mentre entra il numero 16 Esposito per la Mariglianese ed esce il numero 2 Giordano. Dunque fuori Forchignone per il Catania, dentro Boccia. Bene, andremo a capire a questo punto. Entra Vincenzo Esposito perché è un centrocampista ed entra praticamente al posto di Giordano, che è un difensore, quindi cambia sistema di gioco la Mariglianese. L'altro invece è Umberto Esposito, che è un terzino sinistro, preferisce a questo punto rimpolpare il fronte di centrocampo, il tecnico Senigalesi, cercando ovviamente la possibilità di ricompattare l'asse di mezzo e dare probabilmente maggiore sostegno alla manovra della sua squadra. L'uscita di Forchignone e l'ingresso invece di Boccia probabilmente dà alla Catania la possibilità di avere un giocatore che ha magari qualche attitudine in più sotto il profilo difensivo. Viene collocato sulla posizione di esterno destro, terzino, ma comunque è evidente che il Catania preferisca mantenere la posizione di Sarao centrale, affidarsi a questo punto al comparto Sarao De Luca e poi cercando invece gli appoggi in profondità di Castellini da una parte e di Boccia dall'altra. Calcio di punizione battuto, pallone restituito nuovamente a quelli della Catania, che ripartono con Lorenzini, lungo spiovente per Sarao. De Luca, controllo sbagliato però del 17 della formazione rossazzurra, si lotta lì in mezzo, movimento, buon ingresso da parte di Didato sull'impatto sulla partita del 17 della formazione biancoceleste. Si parte da destra, adesso si parte da destra e poi si prova a fare girar palla lì in mezzo all'altezza del cerchio di centrocampo. Mariglianese con Monteleone, chiusura ancora una volta perentoria da parte di Lorenzini.
sfera andata in tribuna con possibilità quindi di ricompattare questa linea difensiva che è rimasta sempre quella dall'inizio di questa partita. Lorenzini ovviamente diventa l'uomo in più in tutto l'impianto difensivo di questo Catania. Mariglianese perde palla, ne approfitta però il Catania e adesso primo tentativo di andare a cercare il pallone in profondità da parte di Boccia. Lo scambio con Rapisarda, questo elastico della corsia di destra, quella composta da Rapisarda e Boccia. Con le mani Rapisarda, siamo ai 25 metri, Sarao all'interno del rigore, movimento della punta della Catania. Facile la chiave di lettura da parte di Tosolini. Ferma il gioco il direttore di gara, dice che Rizzo ha commesso fallo, poi arriva Somma, dice qualcosa comunque ai compagni di squadra. Calcio di punizione battuto dalla Mariglianese, pallone che adesso gravita sul fronte centrale, ha provato a guadagnare una ventina di metri la squadra allenata dal tecnico Senigalliesi, ma si è compattato anche la linea intermedia della Catania. Attenzione perché c'è Costa, movimento di Costa, salta a Rapisarda, poi mette al centro l'1-2, non si chiude però perché Meidana viene chiuso, parte invece il Catania sul fronte offensivo di sinistra, la lunga galoppata e c'è il cartellino giallo sicuramente per il fallo. Gioco fermo e guardate come l'apertura sul fronte di sinistra per Castellini e poi il fallo chiaro, evidente da giallo da parte di Petruccelli, capitano di questa squadra. Speso bene questo giallo, mentre ci sono segnali dalla panchina e segnali da parte di Lorenzini. Che dice Carli? Allora, ti dico intanto che sta entrando Teo Raymond per quanto riguarda la Mariglianese, richiamano l'attenzione, esatto, richiamano l'attenzione dell'arbitro, esce il numero 10 Meidana per la squadra di casa. Per quanto riguarda il Catania, Lorenzini si sta spiegando con Ferraro per la posizione da tenere in campo anche in occasione di questo calcio piazzato. Sappiamo quanto Lorenzini sia molto attento, no? Ce l'ha fatto rilevare anche in tante interviste che gli abbiamo fatto e dunque insomma ha chiesto a Ferraro come posizionarsi e che cosa fare e ora si va per la punizione. Calcio di punizione come al solito all'interno del rigore, arriva anche Somma ma pallone che spiove dalle parti di Sarao. Non è la sua giornata migliore ma speriamo possa cambiare da qui alla fine di questa partita. Gioca invece un buon pallone Boccia, guadagna un calcio d'angolo che Catania si accinge a battere. Di minuti ne sono trascorsi 40 tra 2 secondi, quindi ultimi 5 minuti di questa partita il Catania in vantaggio per 2-1 contro una Mariglianese che comunque si è dimostrata una squadra tosta nella misura in cui il Catania ha giocato un po' all'impatto lento dei padroni di casa. Mariglianese che adesso prova a difendere la posizione con Didato, lo scambio pericoloso però all'interno del rigore, tentativo di lanciare in profondità Vincenzo Esposito, poi una serie di rimpalli. Attenzione alla posizione però irregolare, posizione irregolare da parte dei Forchignoni. L'arbitro è subito stato richiamato dal suo primo assistente e poi inutile l'inserimento di De Luca che non si era accorto di essere partito in posizione irregolare, dice dove e quando, ma guardaline il signor Boato di Padova aveva immediatamente segnalato la posizione irregolare. Nel frattempo c'è Tosolini che è rimasto dorante per terra, cercheremo di rivedere poi nel proseguo di questa azione, lo fa rialzare immediatamente il compagno di squadra Lesta e Tosolini ha qualcosa da dire al direttore di gara.
si sistema la capigliatura. Adesso si riparte con il calcio di punizione all'indietro per Lesta. Stiamo forse rivedendo il momento dell'impatto, ma vediamo un po'. Questo è il colpo di testa. Sarao, deviazione, e qui c'era la possibilità da parte di De Luca, ma da questa ovviamente ripresa non riusciamo a capire la linea della trequartista della Catania, che adesso invece Catania che adesso si fa vedere davanti, scivola Sarao con la rincorsa da parte di Rizzo, di piede la gioca Lesta, ancora però Catania, Rapisarda, e poi su questa linea c'è rimessa con le mani a favore della formazione rossazzurra. Stiamo rivedendo, e qui e possibilmente non era nel momento in cui scocca il tiro la posizione irregolare, da rivedere più volte. Lo capiremo poi quando ci concentreremo sulla moviola, ma Catania che non toglie il presidio dall'area di rigore della Mariglianese, che prova a ripartire. Stavolta c'è davvero un autentico muro all'altezza della linea di centrocampo. Si gioca adesso gli ultimi 2 minuti di questa partita. Ovviamente bisognerà vedere dopo questi 120 secondi quanto darà di recupero il direttore di gara. Mariglianese, Catania che vince 2-1, Mariglianese che adesso avrà 120 secondi scarsi più il recupero, saranno almeno un paio di minuti di recupero. Non ci sono stati molti avvicendamenti, reputo che sia saggio ritenere 2 o 3 minuti di recupero. Non so se Carli ha già qualche indicazione, ma mi pare che non ci siano ancora indicazioni che verranno date all'assistente del direttore di gara. Mariglianese all'altezza del cerchio di centrocampo, chiamata a ripiegare dalle posizioni di Tosolini. Ha giocato un gran numero di palloni, numero 4 della Mariglianese. Lancio lungo a cercare Costa, la posizione che adesso prova ad accentrarsi. Può uscire Peters, preferisce uscire ancora una volta coi piedi. Rimessa con le mani per la Mariglianese, inquadrature dal basso che ci raccontano l'ultimo minuto di questa partita. Siamo all'altezza della panchina della Mariglianese. Dall'altro lato invece tecnico del Catania, Ferraro, che non riesce a contenere la posizione all'interno di quest'area tecnica davvero risicatissima. Tosolini mantiene il possesso palla, Tosolini, poi la sfera si infrange nel muro degli avversari. Adesso tutto indietro il Catania. Palumbo in avanti, tentativo di mettere in movimento ancora sulle corsie esterne per la rimessa con le mani Ciaravolo. Il gioco nel frattempo è fermo, l'arbitro lo interrompe. Ci sono crampi per Vitale. Adesso vedete un attimo, sì, c'era stato anche forse un tocco bordo campo un po' particolare per lui. Marco Carli. Ti dico che i minuti di recupero sono 4, fra parentesi una nota di colore sulla lavagnetta, era rimasta la stanghetta di sopra, per cui sembravano 9 e poi alla corretta all'ultimo momento. Comunque sono 4 i minuti di recupero. 4 minuti di recupero di questa partita. Sono già trascorsi 10 secondi all'indietro Petruccelli, e qui dobbiamo allentare un po' la morsa da parte della Mariglianese. Il Catania che adesso sta badando a difendersi e lasciando alla formazione di casa la possibilità di manovrare, di cercare quantomeno di chiudere in profondità. Ancora Tosolini, ancora Mariglianese che prova con Vincenzo Esposito, pallone che si perde comunque fuori, ne entrano 2 in campo. Giocatore della Mariglianese che ne rincorre uno all'altezza della bandierina, invece l'altro giunge proprio dalla panchina della Mariglianese per accelerare le operazioni di ripresa di gioco da parte della Catania. Siamo sul fronte di destra,
Catania preferisce alleggerirlo piuttosto che andarlo a giocare con i piedi lesta. Manovra tutta a sinistra, poi Teo Raymond, lo svizzero, chiamato in causa. Poi ci sono crampi e dolori anche per Ciaravolo, corso tantissimo in questa partita, ma anche Massaro. Si rialza comunque giocatore con la maglia numero 7 della Mariglianese. Corso parecchio Massaro, ha cercato di fare quello che ha potuto. Catania che finora si è accontentato del vantaggio limitato ad un gol, dopodiché ha chiuso un po' le linee guida della Mariglianese, ha cercato di contenere e adesso gioca l'astuzia il Catania con Rapisarda. L'arbitro però si avvede, pallone dato fuori, c'è il calcio di punizione per la Mariglianese, lo batte Petruccelli. Sono trascorsi 2 minuti dei 4 concessi dalla direttore di gara e si fa vedere ancora la squadra di casa, i biancoazzurri. Adesso un po' scomposta la manovra del Catania. Non dobbiamo farci trovare impreparati in queste fasi finali della partita. Vitale rincorre il pallone, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa con le mani. Mariglianese con lo svizzero. Raymond si è messo in cabina di regia, una posizione di mediano, solito Tosolini. Poi bella azione di disturbo, ma non particolarmente efficace stavolta Sarao. Non riusciamo a liberarci del pallone con 3 passaggi di fila e ne approfitta la Mariglianese. Stacca bene però stavolta di testa Somma. Può partire il Catania con De Luca. Alleggeriamo con il movimento da parte del nuovo entrato Boccia, lo scambio per De Luca, l'apertura sul fronte di sinistra, Castellini, possesso di palla all'indietro, gestisce il possesso il Catania, lo fa cercando il movimento e finisce in questo istante la partita. Finisce con i 4 minuti di recupero con il Catania che trova lo slot vincente, la sesta di questo campionato, dopo aver fatto finora bottino pieno dall'inizio di questo torneo